gigante arrendersi, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto i morti vivere e il mare aprirsi a me. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo famiglie riunite che è lontano ritornare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate e il tuo fuoco battezzare. La mia fede sta in te, la mia fede sta. Ho visto malattie sparire, i giganti arrendersi. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto morti vivere, il mare aprirsi a me. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo riuniti che lontano ritornare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate e il tuo fuoco battezzare. La mia fede sta in te. Vedo nazioni risvegliate e la salvezza arrivare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Questo leone riverrà e la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Credo che sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. Di miracoli vedrò, sei buono con me. Sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. Tu sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. Sei un Dio di meraviglia, tu sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò. Tu sei buono. Alleluia. Tu sei buono. Tu sei Sai, un tempo prima del culto, io parlavo con la Lode, con mia moglie, ancora prima con l'altro leader della Lode,
avrebbero fatto per vedere un po' quello che si sarebbe anche potuto ministrare successivamente, se era in linea con la parola che avrei portato, se era in linea su come Dio aveva ministrato lo svolgimento del culto nel mio cuore. Ho smesso di fare questa cosa da un bel po' di tempo, perché ho visto quanto è bello lasciarsi sorprendere da Dio. La Gabi ha ministrato sull'inginocchiarsi, sull'andare ai piedi di Gesù per ricevere il nostro miracolo. E abbiamo appena cantato a Dio: Dio, dacci il nostro miracolo, perché tu sei un Dio di miracoli, sei un Dio che fa i miracoli in noi. E io in questo momento voglio lasciare l'opportunità a una sorella che ci racconterà un miracolo che è successo in questi giorni nella sua vita, in risposta a una preghiera che lei ha fatto. Voglio chiamare la missionaria Cristiani. Potete sedervi. A pace del Signore, fratelli. Volevo lasciare il primo versetto, che in questi giorni ho passato un po' di prove, però il Signore ha risposto, non facendo la propaganda, però c'è la intercessione. Il Signore mi ha parlato nella preghiera dalle 7 mesi, prima antes di cominciare, ho usato la sorella Zilda e abbiamo fatto la preghiera derrubando le muraglie e no 7º giorno proprio il Signore ha risposto, perché io ho studiato, ho fatto un anno di fatica e arrivata lì il risultato mi hanno detto che non sono stata promossa però il Signore aveva usato tanta gente qua che diceva vai perché io sono con te e era un po' delusa. E il Signore in quel periodo ha lavorato tanto, perché un giorno che ho sentito una preghiera, il pastore parlava del Salmi 73, ma Salmo 73, versetto 2, ma quasi inchaparono i miei piedi, pouco mancou che i miei passi non scivolassero. Ma perché? Perché quando ho visto tutta quella promessa e è arrivata all'ultimo momento, io dico, ma Dio, perché siamo i figli, è così. Dio, ma perché? E dopo io ho detto no. Vado a digiunare proprio per non chiedere perché e accettare quelli no del Signore. E eu cominciato a pregar, e o Senhor sempre parlava em meu cuore, Salmo 126, e eu dizia, mas não é possível. Porque, tipo, eu pregava e o Senhor dizia que era comer, e usava tudo e pedir, e eu digo, não. E Salmo 126, e quando eu começava a pregar, e lui me dizia sempre, eu dizia, mas não é possível. Allora sputeranno sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore hai fatto cosa grande per loro. Amém? E no último giorno della preghiera, derrubando le muraglie, ho passato un periodo difficile. Quelle sorelle che era vicino a me, quella che sono riuscita a chiamare, che sono proprio sorella proprio di croce, io chiamo, di croce che si ginocchia, prega insieme, e era aquilo. E o Senhor parlava e eu pianto tanto. Ringrazio primeiramente a Dio, alla mia squadra in casa, perché anche no giorno che eu non voleva neanche venire, mio marito era lì nella tavola che beveva, e io dicevo, io oggi non vado in chiesa, e lui si è messo anche in briacone, come tutti conosci qua, e ha portato i suoi figli qua in chiesa. E il Signore parlava, vai, e dopo eu ditale, eu dico, io non vado oggi in chiesa. E Ale dice, ma mamma, anche Cristian vuole venire. Eu digo, Dio, agora se lascio de andare, guarda quanta gente mi sta seguindo.
Allora sono riuscita a venire, sono uscita di qua piangendo perché eu parlavo anche um pouco com a pastora, eu digo, guarda, eu não venho porque sono senza marca, dando-lhe minha scusa, ma litigava proprio com me stesso. E pela honra e glória do Padre, sono qua per testemunhar que tutta quella fatica è valuto la pena, perché eu faço um colloquio di lavoro com a stessa cosa che ho studiato e il Signore mi ha onorato questa mattina. Io sono andata settimana scorsa a fare il colloquio, ho portato il curriculum e ali hoje sono andata a firmare il contratto e ho fatto il contratto, devo lavorare in quello che ho studiato e loro mi hanno fatto il contratto di 1 anno. Amém? Perché a volta è 3 mesi, 6 mesi, loro hanno guardato e hanno detto guarda, io farò un contratto di 1 anno e dopo più avanti vediamo. E allora io dico Dio è fedele. Não mollare, anche se c'è tutta la divertência, tutto o casino, anche se stiamo piangendo, perdendo, sanguinando. Não mollare, Signore, perché Lui è fedele. Amém? Sapevamo le fatiche che aveva fatto la Cris per fare questo corso, questa scuola di 1 anno, per riuscire a lavorare. E il giorno che ci ha comunicato che all'esame non era stata promossa, in casa nostra c'è stata una tristezza proprio generale, perché sapevamo tutte le fatiche, tutto quello che aveva passato per riuscire a fare questo corso, quanto ci teneva, come si era preparata. Ma Dio fa ogni cosa nel suo tempo. Dio nel suo tempo fa il suo miracolo nella nostra vita. E alla fine di quella campagna di preghiera che abbiamo fatto, Dio ha ricompensato la nostra sorella, cominciando a smuovere tutto. Questa mattina mi ha mandato la foto del suo tesserino. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare l'Andrea in Brasile. In Brasile erano le 5 di mattina. Ma siccome c'è il jet lag era ancora sveglia e è stata veramente una grandissima gioia. La prima cosa che le ho detto è stata questa sera preparati perché dovrai abbattere un'altra muraglia, dovrai parlare in italiano davanti alla chiesa perché ti farò testimoniare questo miracolo. Amen. Gloria a Dio veramente, gloria a Dio. Vogliamo fare la presentazione dei visitanti che sono con noi oggi. Sono con noi, scusate la pronuncia, Douglas, Jessica, Jasmine, Andresa, Edoardo, Serena, Eloisa e Hector. Sono tutti lì, tutti sono venuti con la nostra sorella missionaria cristiana. Cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Sono qua anche le zie della nostra sorella Giusiane lì dietro, vero? Anche voi siete molto molto benvenute. Quello che desideriamo sempre ai nostri visitanti quando ci visitano per la prima volta è che possano uscire di qua con un po' di questo spirito che ci sta accompagnando in questa serata, che è stato presente con noi durante le lodi e che sono sicuro ha ancora tanto da fare nelle nostre vite questa sera. Amen. Prima di passare al momento delle decime e delle offerte, volevamo fare però un omaggio speciale, visto che in questa settimana abbiamo celebrato qualcosa di speciale. Anche noi come Chiesa abbiamo deciso di fare un omaggio speciale. Vorrei invitare tutte le donne che ci sono qua sul pulpito. Ci stringiamo, ci stiamo tutti. Prego, tutte le donne di qualsiasi età.
Pois é, não tem um ano. Pois é. Nossa. Já acabou aí, deixa. Acabou aí. Só tem essa. Mas Uomini, cerchiamo il modo di uscircene bene da questa situazione, perché non so cosa dire, siamo in netta minoranza. Allora il nostro dipartimento dei kids ha fatto un piccolo pensiero per festeggiare l'8 maggio, la festa della donna, la festa di tutte quante voi, quindi adesso i nostri bambini vi distribuiranno a tutte voi un piccolo pensierino che spero possa accompagnarvi e ricordarvi quanto importanti siete per noi. Amen. Avete tutti il vostro fiore, la vostra mimosa molto colorata. Volevo semplicemente lasciare una breve riflessione sulla donna. Quando Dio ha creato la donna, c'è scritto nella Bibbia che l'ha creata come un aiutante per l'uomo, una ausiliatrice per l'uomo, c'è scritto. E molte volte io penso che questo significato di aiutante sia molto frainteso o molto sottostimato. Voglio farvi un esempio. Questa settimana abbiamo avuto un problema col suono della chiesa e per diversi giorni 2 tecnici del suono, che sono tuttora lì dietro, sono venuti qua per sistemare questo problema. Perché non l'ho sistemato io? Perché io non sono capace.
E io ho chiamato Fernando, Anderson e gli ho chiesto se loro potevano aiutarci o potevano ausiliarci a sistemare questo problema. Quando si parla della donna non si parla semplicemente di una persona che aiuta l'uomo sotto all'uomo. Se Dio ha creato la donna, l'ha creata perché all'uomo mancava qualcosa e gli serviva un aiuto che fosse migliore di lui per risolvere alcune questioni. Con questo noi vogliamo augurarvi una buonissima festa della donna, nonostante sia già passata, e chiedo a questi baldi uomini che facciano un applauso degno di tutta la moltitudine che c'è qua davanti a voi. Isso aí. O giorno di homem sta arrivando. Amen. Finché ci risistemiamo, chiedo che possa essere portato qua il nostro cesto delle offerte. Ci alziamo in piedi, restiamo in piedi, facciamo una preghiera per le nostre decime, le nostre offerte, poi continuiamo ad adorare il nostro Signore in questa serata di adorazione a Lui. Preghiamo insieme per consacrare la nostra decima, la nostra offerta. Tu che hai portato il tuo meglio, in questo momento sei invitato a portarlo alla casa del Signore. Tu che sei visitante, non preoccuparti, questo momento non è per te, non è per forza per te, questo momento è per chi crede che in questa casa ancora Dio possa agire, Dio ancora possa salvare anime, Dio possa ancora fare miracoli come li abbiamo sentiti prima e possa fare grandi cose. Tu che credi questo, allora porta il tuo meglio alla casa del Signore perché abbia continuità questo progetto che Dio ha messo in mezzo a noi. Padre, nel nome di Gesù in questo momento ti ringraziamo, Signore, per questo culto, ma ti ringraziamo per tutto ciò che tu ci dai, Signore. Noi sappiamo che tutto ciò che abbiamo viene da te e oggi noi in questo momento siamo qua per portare a te, Signore, un po' di ciò che già è tuo, di ciò che tu ci hai dato, Signore. Io ti ringrazio, Dio, per ogni mio fratello, per ogni mia sorella, per tutto ciò che tu hai potuto dare ad ognuno di noi. Ti chiedo di benedire ogni casa che è qua presente, che il tuo amore, la tua pace, che le tue migliori benedizioni siano sopra ognuno di noi e che questo culto possa ancora riservarci grandi sorprese nel nome di Gesù. Amen. Montanhe si spostano ancora, forte
Siamo qui per te, fai quello che vuoi, ti doniamo il cuore, fai quello che vuoi, ti muovi tra noi, tu ti muovi tra noi. tuo spirito si muove, spirito che cura, tu ti muovi tra di noi, tu sei qui, spirito di miracoli, spirito di cura, ti muovi tra ti muovi tra noi, ti sento, ti muovi tra Amen. Ti invito a sederti. Se puoi aprire la tua Bibbia nella lettera agli Efesini, capitolo 3. Padre, in nome di Gesù, in questo momento ascolteremo la tua parola. Io ti chiedo, Signore, di riuscire a perdonare ogni mio peccato, ogni mia colpa, di santificarmi, Signore, purificarmi, affinarmi, affinché possa essere uno strumento degno, Signore, per portare la tua parola. Io credo, Dio, che tu possa compiere questa sera la tua volontà in mezzo a noi. Credo che il tuo Spirito possa fare grandi cose, per questo usami, Signore, come meglio credi, affinché la tua Chiesa possa ricevere un messaggio che venga da te, un messaggio che metta radici, che porti frutto nelle nostre vite. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace del Signore a tutti. Voglio prima di tutto scusare l'assenza dell'Andrea, forse alcuni di voi, sicuramente alcuni di voi già lo sanno, altri magari no. Pastore Andrea, mia moglie, è andata in Brasile 15 giorni per motivi personali, quindi oggi non è qua con noi, ma sabato prossimo ci sarà già, tornerà sabato mattina in nome di Gesù, quindi vi prego di pregare per il suo viaggio, che tutto possa andare bene secondo la volontà di Dio. E visto che sono a casa da solo, potete anche invitarmi a mangiare un churrasco ogni tanto. Scherzo. No, anche perché i bambini mangiano tanto, quindi non vi consiglio. Allora, Efesini capitolo 3, leggerò dal versetto 14 al 21. Dice così: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora, colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Comincia oggi una serie di culti, una serie di prediche che ci accompagnerà per qualche settimana, con un tema, come avete magari visto sui banner che sono passati sul gruppo, sui social, una preghiera per me. Perché questo tema? Abbiamo anche il banner da mettere qua dietro. Perché questo tema, una preghiera per me? Io credo che quella che abbiamo appena letto, no, è una preghiera che Paolo ha fatto per la chiesa di Efeso e ha scritto al capitolo 3 di questo libro. Ma se noi notiamo nella Bibbia, le preghiere che ci sono si possono contare sulla dita di due mani. Io credo che tutti questi grandi uomini di fede abbiano pregato più e più e più volte, sicuramente molto più di quanto facciamo oggi noi. Io mi immagino i profeti dell'Antico Testamento che passavano ore e ore a pregare, no? Davide che passava a pregare giornate. Io mi immagino veramente, pensate Mosè, 40 giorni di digiuno sul monte alla presenza di Dio, cose straordinarie. Eppure di tutte queste grandi preghiere che tutti questi grandi uomini hanno fatto all'interno della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non ce ne saranno, non le ho contate sinceramente, ma ce ne saranno circa una decina che ci vengono riportate. Una di queste è la preghiera dal quale abbiamo preso la visione, lo slogan della nostra Chiesa, siamo uni in Cristo. È la preghiera sacerdotale che Gesù fa in Giovanni al capitolo 17. E tra tutte queste preghiere c'è questa preghiera che Paolo rivolge agli Efesini, alla chiesa di Efeso. Perché è importante? Perché, come ho detto, ci sono poche preghiere che vengono citate nella Bibbia. E se ci sono poche preghiere, vuol dire che ognuna di queste preghiere ha qualcosa di particolare, ha un messaggio speciale, ha qualcosa che lo Spirito Santo voleva far arrivare a noi. Per questo io credo che ogni preghiera che c'è all'interno della parola di Dio non sia stata messa lì a caso. Ogni preghiera che c'è nella parola di Dio vuole dirci qualcosa di specifico, vuole dirci qualcosa di particolare. E in queste settimane che ci seguiranno andremo a vedere questa preghiera che cosa vuole dire alla nostra vita. Questa preghiera comincia così: per questo motivo piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia sul cielo e sulla terra prende il nome. Per questo motivo. Per questo motivo. Qual è il motivo a cui Paolo si riferisce? Paolo sta per fare una preghiera, quella che abbiamo letto. E comincia questa preghiera dicendo: per questo motivo io farò questa preghiera. Qual è il motivo per il quale Paolo fa questa preghiera? Se noi andiamo a vedere al versetto 1 di Efesini 3, noi abbiamo letto Efesini 3 dal versetto 14 al 21. Se noi andiamo a vedere Efesini capitolo 3 versetto 1, comincia con le stesse identiche parole: e per questo motivo io piego le mie ginocchia, e dopo ci sono dei puntini e lì Paolo parte con un altro discorso che non c'entra niente con quello che aveva cominciato prima. Questo ci fa capire che cosa? Che Paolo aveva cominciato a fare questa preghiera, dopodiché si è perso nei suoi pensieri, ha cominciato un altro discorso fino al versetto 13. Al versetto 14 riprende il discorso che aveva cominciato prima e ridice: e per questo motivo io piego le mie ginocchia, e comincia a pregare. Quindi il motivo per il quale Paolo prega non si trova nel capitolo 3, si trova nei capitoli precedenti, ovvero nel capitolo 1 e 2 della lettera agli Efesini. E che cosa dicono questo capitolo 1 e 2 della lettera agli Efesini? Nel capitolo 1 e 2 Paolo fa un elenco, veramente una lista di cose che Dio ha fatto per noi. In Efesini capitolo 1 versetto 4 dice che Dio ci ha eletti fin dalla fondazione del mondo. Questa è una cosa che Dio ha fatto per noi, ci ha eletti fin dalla fondazione del mondo. Puoi dire alla persona di fianco a te: tu sei eletta. Tu dici alla persona di fianco a te: questa è una cosa buona, è una cosa che Dio ha fatto per te, Dio ti ha eletto, tu sei eletta.
Versetto 5, il versetto dopo, dice che noi siamo stati adottati come figli. Dì alla persona di fianco a te: tu sei figlio di Dio, o tu sei figlia di Dio. Questa è un'altra cosa che Dio ha fatto per te. Al versetto 7 dice che Dio ci ha redento dai nostri peccati, ci ha perdonato dei nostri peccati e ci ha donato la grazia. Dì alla persona di fianco a te: tu vivi nella grazia del Signore. Questo è qualcosa che Dio ha fatto per te. Poi passiamo al capitolo 2, anche al capitolo 2 Paolo ci dice che Dio ci ha vivificato dai morti. Noi che eravamo morti nei nostri peccati, Dio ci ha vivificato. E poi continua il versetto 12 dicendo che noi prima eravamo esclusi dalle promesse che Dio aveva fatto, perché nell'Antico Testamento Dio aveva fatto tantissime promesse al popolo di Israele, ai figli di Israele, e noi eravamo esclusi da queste promesse. Ma il versetto 12 ci dice: voi che prima eravate esclusi dalle promesse di Dio, oggi per mezzo di Gesù, per mezzo del suo sangue, siete stati avvicinati a Dio. Questa è un'altra cosa che Dio ha fatto per noi e che Paolo cita in questa lista di cose che Dio ha fatto per noi in questi primi 2 capitoli della lettera ai Corinzi, finendo con la cosa forse più bella, capitolo 2, versetto 18, in cui dice: per mezzo di Gesù Cristo oggi noi abbiamo accesso al Padre. Questo è tutto un elenco di cose che Dio ha fatto per noi e che l'Apostolo Paolo ha scritto in questi primi 2 capitoli della lettera agli Efesini. Ma non è per questo motivo che Paolo piega le ginocchia, non avrebbe senso. Cioè, queste sono cose che Dio ha fatto per noi, perché Paolo dovrebbe pregare per queste cose? Sono già cose che sono state fatte, sono già cose che Dio ha fatto per noi. Ma Paolo non si ferma in questi primi 2 capitoli a raccontare, a fare questa lista di cose fantastiche che Dio ha fatto per noi. Non si ferma a dire: Dio ti ha eletto, Dio ti ha adottato come figlio, Dio ti ha redento dai peccati, ti ha dato la grazia, ti ha avvicinato a Lui, ti ha permesso che tu potessi avere accesso diretto a Lui. No, non si limita a questo. Paolo ci dice anche i 3 motivi per i quali Dio ha fatto tutte queste cose nella nostra vita. Paolo ci spiega in questi 2 capitoli con 3 motivazioni perché Dio ci ha eletto, perché Dio ci ha predestinato, perché Dio ci ha adottati, perché Dio ha fatto questo e quello e tutte queste cose grandiose per la nostra vita. E questi 3 motivi sono 3 motivi che si trovano in 3 versetti distinti. Il primo si trova in Efesini, capitolo 1, versetti 22 e 23. Non so se si possono mettere qua, ma li dirò intanto io. Ogni cosa Egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui. Non so se statemi seguendo. Ogni cosa Dio ha posto sotto i piedi di Gesù, sta dicendo questo versetto. Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di Gesù e lo ha messo come capo supremo della Chiesa. Fino a qua ci siamo. Che è il corpo di Lui. Noi siamo il corpo di Cristo, no? Noi come Chiesa siamo il corpo di Cristo. Ma il versetto va avanti dicendo: e l'ha dato per capo supremo della Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta tutto a compimento. Non so se avete seguito questo ragionamento che ha fatto Paolo, ha fatto un po' una confusione con tutte queste parole, compimento. Paolo sta semplicemente dicendo che Gesù è il capo della Chiesa. La Chiesa è il corpo di Gesù. Ma ci dice chi è la Chiesa. Paolo in questo versetto ci dice chi è la Chiesa, ci dice cos'è la Chiesa e dice: la Chiesa è il compimento di Gesù. È il compimento di colui che porta ogni cosa a compimento. Questo vuol dire che Gesù, quando è venuto sulla terra, non ha terminato il ministero che Lui aveva da fare, non ha terminato l'opera che Lui aveva da fare, e per questo motivo ha lasciato la Chiesa affinché compisse l'opera che Lui aveva iniziato. Per questo noi come Chiesa siamo il compimento di Gesù, siamo noi che dobbiamo compiere l'opera che Gesù aveva iniziato. Quando noi capiamo, quando noi intendiamo questa cosa, noi ci dobbiamo rendere conto di che grande responsabilità Dio ci ha lasciato.
Oggi noi come Chiesa siamo il compimento di Cristo. Gesù è salito al cielo dopo aver vissuto qua per 33 anni e dopo essere salito al cielo ha lasciato noi per compiere la sua opera. Noi siamo il compimento di Cristo. E per questa motivazione Paolo piega le sue ginocchia quel giorno e prega per gli Efesini. Il secondo motivo per cui Paolo fa questa preghiera si trova al capitolo 2, versetti 8 e 9, dicono così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. In realtà tutte queste tre motivazioni sono collegate l'una con l'altra. Questa seconda motivazione in pratica dice così: che noi siamo stati salvati, che noi siamo opera di Dio e siamo stati creati in Cristo Gesù. Ok, siamo rinati in Cristo Gesù, siamo stati fatti nuove creature in Cristo Gesù il giorno che noi abbiamo accettato Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita e siamo rinati come nuove creature. Quel giorno, essendo rinati come nuove creature, noi siamo stati salvati per fare le buone opere che Dio aveva precedentemente preparato affinché noi le compissimo. Ovvero, Dio ci ama, Dio è amore e ama ognuno di noi incondizionatamente, di un amore che noi non possiamo comprendere. Dio è infinitamente buono, infinitamente misericordioso, ma capiamoci bene: se Dio ti ha scelto, se Dio ti ha eletto, se Dio ti ha salvato, non l'ha fatto per startene chiuso in casa, l'ha fatto per fare le sue opere. L'ha fatto perché tu potessi compiere opere che Lui ha già preparato per te. L'ha fatto perché tu potessi compiere qualcosa che Lui ha già fatto su misura per te. Dio ha già preparato ciò che tu devi fare. Ora sta a noi compiere queste cose. La terza motivazione per la quale Paolo fa questa preghiera si trova sempre al capitolo 2, versetti 19 e 20, dal versetto 19 al versetto 22, dice così: così dunque non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. La terza motivazione per la quale Paolo scrive che Dio ha fatto tutte queste cose nella nostra vita, ci ha eletti, ci ha salvati, ci ha redenti, eccetera, eccetera, è perché noi dobbiamo entrare a far parte di questo edificio che è il Tempio di Dio. Dio ci ha salvato, ci ha eletto, Dio ci ha attirato a Lui, ci ha resi più vicini, Dio ha rotto quel muro di separazione che c'era tra l'antica e la nuova alleanza affinché noi potessimo essere Tempio di Dio. Ricapitolando, le tre motivazioni per le quali Dio ci ha eletti, ci ha predestinati, ci ha salvati, eccetera, eccetera, tutte queste cose che abbiamo detto che Paolo ha scritto agli Efesini, e per cui Paolo fa questa preghiera per gli Efesini, sono semplicemente: noi siamo il compimento di Cristo. Prima motivazione: noi come Chiesa, non noi singoli, ma noi come Chiesa siamo il compimento di Cristo. Ovvero, tu devi essere Chiesa, tu devi essere uno in Cristo se vuoi fare la volontà di Dio. Se tu vuoi fare ciò che Dio aveva in mente per la tua vita, tu devi vivere, devi essere uno in Cristo, tu devi essere Chiesa, perché Dio ci ha eletti, salvati, eccetera, eccetera, affinché noi fossimo il compimento di ciò che Lui aveva cominciato. La seconda motivazione è che Lui ci ha scelti per compiere le opere che aveva precedentemente preparato per noi.
Quindi se tu vuoi far parte di questa volontà di Dio, se tu vuoi far parte di tutto questo, se tu vuoi far parte di questa cosa per la quale Lui ci ha eletti, eccetera, eccetera, tu devi fare le opere che Dio ha precedentemente preparato affinché tu le compissi. La terza motivazione per la quale Dio ha fatto tutto questo e per la quale Paolo piega quel giorno le ginocchia per gli Efesini è che noi dobbiamo essere tempio di Dio. Queste sono le tre motivazioni per le quali Paolo quel giorno piega le sue ginocchia in questo capitolo 3 e comincia a pregare per gli Efesini, fa questa preghiera che, se è stata riportata fino a noi, vuol dire che ha un significato anche per noi, vuol dire che ha un senso anche per noi, vuol dire che questa preghiera non si ferma alla chiesa di Efeso, vuol dire che questa preghiera ha qualcosa che deve parlare anche a noi. La domanda adesso per noi è questa: la volontà di Dio per noi è che noi siamo il suo compimento come chiesa, è che noi facciamo le sue opere, è che noi siamo tempio. Noi vogliamo far parte di questa volontà oppure no? Questa è la domanda che Dio ti rivolge questa sera. Tu vuoi far parte di questo disegno divino che Lui ha preparato per te? Tu vuoi far parte di questo piano? Tu vuoi far parte di questa cosa gloriosa che Dio ha preparato per te? Se tu vuoi far parte di tutto questo, allora devi vivere l'uno in Cristo, devi vivere l'essere chiesa. Se tu vuoi far parte di tutto questo, allora tu devi compiere le opere che Dio ha preparato affinché tu le compissi. Se tu vuoi vivere tutto questo, tu devi essere una casa in cui lo Spirito Santo possa abitare. Se tu vuoi fare la volontà di Dio. Chi qua è disposto come il profeta Samuele a dire: eccomi Signore, il tuo servo ti ascolta? Perché non tutti sono disposti a farlo, non tutti sono disposti a rispondere eccomi alla chiamata di Dio, perché parlare è facile. Sentite queste parole, dite sì, mi sta bene, io voglio essere chiesa, voglio essere questo compimento di Dio, ma appena sorge un problema all'interno della chiesa, appena c'è un bisticcio, appena il fratello o la sorella fa qualcosa che non mi va, meglio non essere chiesa, meglio farmi la chiesa in casa. Non è facile fare la volontà di Dio. Sì, va bene, io voglio fare le opere, parti tutto animato, poi ti dicono vai a fare missioni in Africa. Già cambia la cosa, no? Perché magari ti scombina un po' i tuoi piani, magari hai appena comprato casa, magari, non lo so, hai qualche progetto da fare qua, perché non è facile fare la volontà di Dio. Sì, dai, essere tempio dello Spirito Santo è facile, basta che Dio abiti in me. Forse tra le tre cose essere tempio dello Spirito Santo è la più difficile, perché lo Spirito Santo non abita in qualsiasi tempio. Il tempio in cui abita lo Spirito Santo deve essere un tempio purificato, deve essere un tempio consacrato, deve essere un tempio in cui c'è adorazione a Lui. Non può essere qualsiasi tempio, non puoi metterlo in una casa in cui regnano i vizi, i peccati, in cui regnano cose carnali, no. Non è quella la casa in cui lo Spirito Santo vuole andare a abitare. La casa in cui lo Spirito Santo vuole andare a abitare è un tempio consacrato a Lui. E la parola di Dio ci insegna che la consacrazione si fa attraverso il sacrificio. La consacrazione si fa attraverso il sacrificio. E quindi se tu vuoi essere tempio di Dio, vuoi vivere la volontà di Dio, devi cominciare a fare sacrifici. E allora magari non è più bello fare la volontà di Dio, no? Non è facile fare la volontà di Dio. Ma io credo che lo Spirito Santo ci abbia lasciato questa preghiera, ci abbia lasciato queste parole, questi ragionamenti, perché sa quanto difficile è poter fare la volontà di Dio. Ma sa anche che oggi ci sono ancora persone che possono alzare la mano e dire eccomi Signore, il tuo servo ti ascolta. Eccomi Signore, io sono disposta a fare la volontà.
Eccomi, Signore, io sono disposto a abbracciare il mio fratello, a perdonarlo, ad amarlo. Eccomi, Signore, io sono disposto ad andare dove Tu vuoi che io vada, a fare ciò che Tu vuoi che io vada. Eccomi, Signore, io sono disposto a uccidere la mia carne, a sacrificarmi per fare di me un tempio gradito a Te. Io credo che ancora esistano persone così oggi e penso che anche Dio lo creda, e per questo motivo ci ha lasciato questa preghiera. E per questo motivo Paolo piega le sue ginocchia quel giorno e comincia a pregare. E Paolo in questa preghiera, se vi ricordate, fa 3 esplicite richieste di preghiera. La prima di queste 3 richieste di preghiera dice così: io piego le mie ginocchia davanti al Padre, del quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Questa è la prima delle 3 richieste di preghiera che Paolo mette davanti a Dio quel giorno per la chiesa di Efeso e che sono arrivate fino a noi, perché io sono sicuro che lo Spirito Santo sta sussurrando ai nostri cuori e che lo Spirito Santo vuole che noi stessi impariamo a fare queste stesse preghiere. La prima di queste 3 richieste di preghiera è di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Santo nell'uomo interiore. Quando Paolo parla di uomo interiore, ovviamente non si riferisce a muscoli, non si riferisce a un corretto funzionamento degli organi interni, è ovvio che non si sta riferendo a questo. Quando Paolo parla di uomo interiore si parla piuttosto delle altre 2 componenti del corpo umano. Il nostro corpo è diviso in 3 parti, ovvero c'è il corpo carnale, fisico, materiale, che è questo guscio, questa scatola in cui viviamo. All'interno del corpo c'è l'anima e c'è lo spirito. Non voglio stare qua a fare un dibattito su cosa sia una e su cosa sia l'altra cosa, ma molto brevemente l'anima è la nostra vita. Quando Dio ha soffiato dentro il primo uomo, col suo soffio gli ha creato l'anima. L'anima è la nostra vita, il nostro centro emozionale, amore, tristezza, paura. Tutto passa da qua, dall'anima, gioia, felicità, ma allo stesso tempo anche ansietà, depressioni, tutto passa dall'anima. Cos'è lo spirito? Lo spirito è ciò che invece ci dà vita. Se l'anima è la vita, lo spirito è ciò che ci dà vita. È la nostra forza interiore, è ciò che può riuscire a combattere l'ansietà e la depressione, è ciò che può riuscire a portare a un livello ancora più alto la nostra felicità e la gioia. Questo è lo spirito. E lo spirito è ciò che ci collega direttamente a Dio. Quindi quando Paolo sta parlando di fortificare potentemente il nostro uomo interiore per mezzo dello Spirito Santo, sta parlando di fortificare la nostra anima e il nostro spirito. Perché c'è bisogno di fortificare l'anima e lo spirito? Ci sono 2 motivazioni principali per i quali abbiamo bisogno di questo upgrade, di questa forza, di questa potenza nell'anima e nello spirito, nel nostro uomo interiore. La prima motivazione è che Satana ci attacca. La prima motivazione per la quale noi dobbiamo fortificare il nostro uomo interiore potentemente è che il nostro nemico ci attacca, e gli attacchi del nemico sono qualcosa di reale nelle nostre vite. Satana non è una leggenda, non è una fantasia, è qualcosa che purtroppo esiste veramente, e il suo principale obiettivo è quello di allontanarci da Dio. E come può allontanarci da Dio? Indebolendo il nostro uomo interiore, facendo sì che il nostro uomo interiore si allontani da Dio. Uno dei personaggi biblici più colpiti da Satana sicuramente è un uomo chiamato Giobbe. Forse avete già sentito parlare della storia di questo Giobbe, forse no. Vi riassumo brevemente i primi 2 capitoli del libro di Giobbe, il resto per il momento non ci interessa.
I primi 2 capitoli del libro di Giobbe dicono così, che Giobbe era un uomo quasi perfetto, era santo, era integro, era retto, era temente a Dio, veramente una persona squisita. Che cos'è successo? Che un giorno Satana è andato in paradiso e si è messo a parlare con Dio, e Dio, tutto soddisfatto, no, di Giobbe, perché era così bravo, così temente, così integro, retto, gli ha detto: Satana, guarda il mio figlio, il mio servo Giobbe, com'è bravo, com'è temente, come cammina nelle mie vie, come fa tutto in modo perfetto. E Satana gli risponde: è vero, Giobbe è così, ma tu, Dio, lo hai benedetto oltremodo, gli hai dato una bella famiglia, tanti figli, ha tante ricchezze. Lascia che io tocchi nelle sue ricchezze, lascia che io tocchi nella sua famiglia, e vediamo se continuerà ad essere così integro, così retto, eccetera, eccetera. E Dio gli dà il permesso. Satana allora in un giorno fa perdere a Giobbe tutte le sue ricchezze. In un giorno Giobbe perde tutto quello che aveva, e dopo aver perso tutto quello che aveva, nello stesso giorno Giobbe perde tutti i suoi figli. Tutti i suoi figli muoiono nello stesso giorno in cui aveva perso tutte le ricchezze. Nonostante questo Giobbe non pecca, Giobbe non si allontana da Dio, e allora Satana dice: Dio, facciamo così, fammi toccare anche nella sua carne e vedrai che lo farò peccare. Dio gli dà il permesso anche di fare questo, e Satana comincia a riempire il corpo di Giobbe di piaghe, eccetera, eccetera, e sta proprio male, ma Giobbe ancora non pecca. Continua a essere integro, continua a essere temente a Dio, anche sua moglie lo lascia, ma continua nel suo essere esempio come figlio di Dio. Poi il libro va avanti, ma non ci interessa. Ciò che a me interessa è, secondo voi, perché Satana ha fatto perdere a Giobbe tutte le sue ricchezze? Perché voleva farlo diventare povero? No, non è questo il motivo principale. Perché Satana ha toccato nella famiglia di Giobbe e ha ucciso tutti i suoi figli? Perché non voleva lasciargli un'eredità, voleva renderlo triste in qualche modo? Non è questo il motivo. Perché gli ha toccato il suo corpo per fargli del male fisicamente? No, non è questo il motivo. Tutte le azioni che Satana ha fatto verso Giobbe avevano un unico scopo: abbattere il suo uomo interiore, affinché il suo uomo interiore si allontanasse da Dio. Ciò che Satana vuole fare nella tua vita è farti allontanare da Dio. Il Salmo 42 dice così: perché ti abbatti, anima mia, perché ti agiti in me? O alcune versioni dicono: perché sei in ansia, anima mia? Abbiamo detto che l'ansietà fa parte dell'anima, no? Del nostro uomo interiore. Perché ti agiti in me, anima mia? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora e ancora. Questo versetto qua, che è un versetto anche molto conosciuto della Bibbia, sicuramente più conosciuto di questo Salmo, quando dice spera in Dio, non sta dando un consiglio all'anima. Dice: perché ti abbatti, anima mia, perché ti agiti? Spera in Dio. No, non sta dicendo spera in Dio, non sta dando un consiglio, no? Perché se speri in Dio ti passa questa agitazione? Non è così. Questo Salmo della Bibbia sta parlando di qualcosa di molto serio. I versetti prima di questa frase così famosa dicono: dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Colui che ha scritto questo salmo, 2 versetti prima di questa frase famosa che abbiamo citato e che forse molti di voi già conoscevano, dice così: dirò al Dio mio difensore, perché mi hai dimenticato? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici, che continuano a dire: dov'è il tuo Dio? Questa persona che sta scrivendo questo salmo non dice poi spera in Dio per dare un consiglio. Lui era veramente distrutto e già
tutto quello che gli stava succedendo lo stava portando ad allontanarsi da Dio, perché l'ha scritto: perché mi hai dimenticato, Dio? Gli attacchi che Satana stava facendo nella vita di questa persona lo stavano portando ad abbattere il suo uomo interiore, a far venire meno la potenza del suo uomo interiore, affinché lui si allontanasse da Dio. E quando dopo dice: perché sei in ansia, anima mia, spera in Dio, non lo sta dicendo per dare un consiglio, lo sta dicendo per esortare la propria anima a sperare in Dio, ad aspettare nel Signore, ad aspettare nel suo tempo, perché nel suo tempo Dio agisce, nel suo tempo Dio ti dà liberazione, nel suo tempo Dio compie il miracolo nella sua vita. Abbiamo sentito prima la testimonianza della Cristiane. Non è stato da un giorno all'altro che Dio ha compiuto tutto questo nella sua vita. Sono passate settimane nelle quali lei, l'unica cosa che ha potuto fare è stata sperare in Dio. È passata per preghiere, come ha detto, è passata per digiuni, come ha detto, prima che Dio potesse darle quella liberazione. E quando il salmista dice alla sua anima: spera in Dio, non gli sta consigliando: dai, vedrai che se speri in Dio le cose si sistemeranno. No, lo sta esortando, lo sta convincendo: anima mia, spera in Dio, aspetta in Dio, vedrai che Dio farà. Non abbatterti, anima mia, non essere in ansia, spera in Dio, perché ciò che il nostro nemico vuole fare è toglierti dalla presenza di Dio, è farti allontanare da Dio. Ma noi, quando ci sentiamo venire meno, quando ci sentiamo deboli, quando vediamo che il nostro uomo interiore si sta indebolendo, ciò che possiamo fare è dire alla nostra anima, al nostro spirito: spera in Dio, vedrai che Dio farà. Non temere, vedrai che Dio farà. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Vedrai che Dio farà. Spera in Dio, anima mia, non temere, non temere. Il nostro nemico cercherà sempre di abbatterci, sempre di abbatterci. Gesù dà anche un consiglio su come poter andare contro agli attacchi di questo nemico. Quando lui va a pregare nel giardino del Getsemani, si porta dietro 3 dei suoi apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e gli dice così: pregate e vegliate affinché non cadiate in tentazione. Ovvero, prega se vuoi che Satana non ti colpisca. E per questo motivo quel giorno Paolo prega affinché quegli uomini di Efeso potessero essere fortificati nel loro spirito, affinché Satana non potesse colpirli. Paolo si è messo a pregare, e quella preghiera è arrivata fino a noi per dirci anche a noi, tutte le volte che noi ci sentiamo abbattere nello spirito, che noi ci sentiamo abbattere nell'anima, preghiamo e chiediamo a Dio: Dio, fortificami potentemente nel tuo spirito, perché per mezzo del tuo spirito la mia anima e il mio spirito possono combattere gli attacchi del nemico, possono resistere agli attacchi del nemico. In Efesini, nel capitolo 6, Dio ci parla della sua armatura, dell'armatura di Dio, dell'armatura del cristiano. Questa armatura è composta da tutte armi spirituali, ovvero armi dello spirito. Se noi vogliamo resistere agli attacchi di Satana, noi dobbiamo essere rivestiti dello Spirito. Per questo Paolo in questa preghiera dice che siate potentemente fortificati mediante lo Spirito, perché le armi che possono combattere Satana non sono armi carnali, sono le armi dello Spirito, le armi che compongono questa armatura, le armi che Dio ci può dare nel momento che noi ci inginocchiamo davanti al Padre, da cui tutte le nazioni prendono nome, e gli chiediamo: Dio, fortificami nella tua potenza, fortificami nella tua potenza, affinché Satana non possa colpirmi, affinché nessun attacco del nemico possa far venire meno la mia anima. E il giorno che la mia anima verrà meno, che io abbia la forza di dire: anima mia, spirito mio, spera in Dio, e in Lui avrai liberazione. Il secondo motivo, e poi concludo, per il quale Paolo fa questa richiesta di preghiera, ovvero di essere fortificati nello spirito, è ciò che abbiamo anche citato prima, in una di quelle motivazioni per il quale Paolo fa proprio questa preghiera, ovvero fare le opere di Dio. È vero, Dio ha affidato a noi il compito di proseguire il ministero che Gesù aveva iniziato sulla terra. Dio ha affidato a noi il compito e la responsabilità di fare le sue opere qua sulla terra.
l'ha affidato a noi. Il compito di portare persone a Cristo l'ha affidato a noi. Il compito di guarire emotivamente, emozionalmente persone l'ha affidato a noi. Il compito di insegnare la parola di Dio l'ha affidato a noi. I compiti che Gesù aveva sulla terra, Dio li ha affidati a noi. Questo è una certezza. È chiaro però che Dio, essendo onnisciente, essendo super intelligente e tutto il resto, non avrebbe mai permesso che persone non preparate proseguissero ciò che Gesù aveva iniziato. E per questo motivo in Atti al capitolo 1, dal versetto 4 al versetto 8 c'è scritto così: trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete avuto da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in spirito fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra. Perché noi dobbiamo essere potentemente fortificati dallo Spirito di Dio? Perché senza lo Spirito di Dio noi non possiamo essere in grado di fare le opere che Dio ci ha lasciato da fare. È vero, Dio ci ha detto che noi dobbiamo compiere le opere che Lui ha precedentemente preparato affinché noi le compissimo. E per fare la volontà di Dio noi dobbiamo fare queste opere, l'abbiamo detto prima, questa è una cosa che la Bibbia lascia molto chiara. Ma affinché noi possiamo essere in grado di fare queste opere, noi dobbiamo essere fortificati dallo Spirito di Dio. Questa prima richiesta della preghiera che Paolo fa deve essere compiuta nelle nostre vite. Noi dobbiamo essere fortificati potentemente, ma non fortificati da qualsiasi cosa, da qualsiasi invenzione, da qualsiasi filosofia, fortificati dallo Spirito suo, c'è scritto. È per questo motivo che Gesù ha detto, quando prima di salire in cielo, ha detto ai suoi apostoli: non andate per il mondo, aspettate a Gerusalemme. Aspettate, perché prima che voi possiate partire, lo Spirito Santo deve scendere su di voi per prepararvi. Lo Spirito Santo deve scendere su di voi per darvi la forza. Lo Spirito Santo deve scendere su di voi per fortificarvi potentemente. Senza Spirito Santo non andate, non andate. E questa stessa parola è una parola che vale anche per noi oggi. Se noi vogliamo fare le opere di Gesù, se noi vogliamo compiere questo suo piano, se noi vogliamo fare parte di questa volontà, noi dobbiamo essere fortificati dal suo Spirito, perché senza il suo Spirito non saremo in grado di fare queste opere. Quali sono queste buone opere? La Bibbia fa tanti elenchi, tante liste di buone opere che noi possiamo fare. Tito al capitolo 3 ne cita alcune: essere benevoli, essere mansueti, non essere litigiosi, cercare sempre l'accordo con i propri fratelli. Queste sono cose bellissime, ma sono cose che noi dovremmo teoricamente vivere ogni giorno senza neanche pensarci, no? L'andare d'accordo, l'essere buoni, mansueti, è una cosa che noi dovremmo fare come cristiani proprio, no? Vivere questi frutti dello Spirito. Penso che siano un po' più concrete le opere che Dio ci ha lasciato da fare. Penso che le opere che Dio ci ha lasciato da fare siano fare missioni, e per fare missioni non intendo solo andare in Africa o andare in Corea o in questi stati in cui non si può predicare il Vangelo. Fare missioni si possono fare anche nella nostra città, si può fare nella casa del nostro vicino, si può fare missioni andando al culto in casa che facciamo, o aprendo le porte per fare il culto in casa. Si può fare missioni andando a prendere un fratello, una sorella a cui serve un passaggio. Si può fare missioni in tanti modi, ma tante volte anche questa piccola missione diventa per noi un grande peso. La missione più importante che Dio ci ha affidato, l'opera più grande
L'opera buona più grande che Dio ci ha affidato è quella di portare a Lui persone. Ma noi non porteremo a Lui nessuno se prima non siamo fortificati dallo Spirito Santo. Noi non porteremo a Lui nessuno se prima non siamo pieni di Spirito Santo. Non puoi pensare che tu, per quanto tu possa conoscere la Bibbia o per quanto tu possa avere strategie di comunicazione, possa portare a Cristo qualcuno se davanti a quel qualcuno tu non sei un esempio di cristiano. Non puoi pensare di portare a Cristo qualcuno se davanti a quel qualcuno tu vivi nel peccato, tu vivi nei vizi. Non puoi portare a Cristo qualcuno così. Non puoi portare a Cristo qualcuno se non vivi la carità, se non vivi la misericordia di Dio nella tua vita, se non vivi l'amore e la bontà di Dio nella tua vita. Non puoi portare a Cristo qualcuno se vivi nel risentimento, se vivi senza dare il perdono o senza chiedere il perdono. Non puoi portare a Cristo nessuno se non vivi tutto questo. Per vivere tutto questo dobbiamo essere potentemente fortificati. Tante volte quando si parla di potentemente fortificati pensiamo che dobbiamo spaccare il mondo, no? Dobbiamo far scendere fuoco dal cielo come Elia. Questo è essere potentemente fortificati, ma non è così. Tante volte è più difficile chiedere perdono a qualcuno che far scendere fuoco dal cielo. È più difficile allungare la mano verso qualcuno che è in difficoltà che aprire il Mar Rosso in due. Che Dio possa potentemente fortificarci per mezzo del suo Spirito e che noi possiamo imparare a pregare anche con questo nella nostra vita, affinché possiamo essere protetti dagli attacchi del nemico e affinché noi possiamo compiere le opere che Dio ha preparato affinché noi le compissimo. Amen. Mi chiedo di alzarvi in piedi, chiamo il gruppo di lode. Una delle opere che sicuramente Dio ci chiede di fare è quella di pregare per gli altri. E in base alla parola che è stata predicata oggi, io ti chiedo in questo momento di chiudere i tuoi occhi e in base all'intimità che hai con la persona di fianco a te, mettigli una mano sulla sua spalla, sulla sua fronte, sul suo cuore e comincia a pregare per questa persona, perché Dio possa fortificarla potentemente, perché Satana non entri nella sua vita, non entri nella sua casa, perché Satana non attacchi ciò che lei ha di più prezioso, che è la vicinanza con Dio, perché questa persona possa trovare la forza, il coraggio, lo spirito, la bontà, l'amore di compiere le opere che Dio ha fatto per lei. Non lasciate che nessuno sia senza preghiera. Tu che ancora non stai pregando per nessuno, guardati intorno, c'è qualcuno che forse ha bisogno di una mano, che preghi per lui, che preghi per lei. Mettetevi tutti vicini per pregare tutti quanti insieme e finché la lode prega facciamo questa preghiera. Siamo qui per te.
niente è impossibile. La tua presenza è qui. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Tu conosci ciò che è dentro. Nella prova basta una parola tua. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Amen. Padre, metto davanti a te, Signore, ogni anima, Signore, ogni spirito che è qua presente questa sera. Io ti chiedo, Dio, di poterci fortificare potentemente per mezzo del tuo Spirito, Signore, affinché, Signore, possiamo compiere ogni opera, Signore, affinché possiamo compiere, Signore, pienamente la volontà che tu hai per la nostra vita, Dio. Io ti prego, Signore, che tu ci possa fortificare, Signore, perché noi possiamo resistere, Dio,
possiamo resistere, Signore, da ogni attacco del nemico, che noi possiamo resistere, Signore, da qualunque cosa, Signore, attacchi la nostra vita per allontanarci da ciò che abbiamo più prezioso al mondo, che è la nostra vicinanza con Te. Tu, Signore, ci hai permesso di avere questo accesso diretto a Te, Tu ci hai chiamato Tuoi figli, Tu ci hai adottato, Signore, Tu ci hai promesso e ci farai vivere un'eternità con Te, Signore. Ma abbiamo ancora tanto da fare qua. Abbiamo essere da compimento, Signore, di ciò che Tu hai iniziato. Fortificaci, Signore, dacci questa potenza, dacci questo spirito per poter vivere al meglio l'opera che Tu hai preparato per noi. Io ti prego nel nome di Gesù che ognuno che oggi è qua presente possa uscire di qua fortificato, posso uscire di qua con la potenza dello Spirito Santo che brucia e vive in lui. Io ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Che Dio possa fare quest'opera nella nostra vita, che Dio possa mettere la sua potenza e il suo spirito in ognuno di noi. Stiamo finendo il nostro culto di oggi. Ci sono stati compleanni questa settimana? Niente compleanni? C'è cantina oggi? Non c'è cantina? Niente compleanni, non c'è cantina? Mi dispiace. Ma possiamo stare qua insieme, comunque a vivere un po' di comunione insieme. Che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire la tua famiglia, la tua casa, che possa portare pace, gioia, che possa portare prosperità, amore e che possa portare con potenza e forza il suo spirito nella vita di ognuno di noi. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù.